Mi scusi, c'è il sindaco di Sassari, gli dia qualche dolce, che lo assaggia. Sindaco, vuole mangiare qualcosa? Prego. Sindaco, mi raccomando, Lei è a dieta. Dieta ferrea, ma per la cavalcata si salta tutto. Grazie. Mamma mia. Sindaco, è già il 20° che si mangia. Sì, ma non finirà più. No sushi qua, biscotti sardi. E cagiardini. E formaggio coi vermi, va bene? No sushi. Continui a mangiare, perché qui la panza cresce. Reclama. Continua la caccia al presidente Solinas e all'assessore Gianni Chessa. Assessore mio, come sta? Ex pugile professionista, pesi welter, l'assessore Gianni Chessa. La posizione da pugile. Ma quando è che facciamo un incontro di pugilato? Quello si può sempre fare, Ci stanno rubando i coltelli, come facciamo? Gli artigiani che comprano questi coltelli non è un bene, per la categoria degli artigiani. Facciamo questa fiera del coltello, lasciamo un segno. Zum zum. Viva la libertà, arriva Zorro! La fiera del coltello fa parte della cultura dei sardi, come hanno fatto la fiera del pane, la fiera del grano e tante altre fiere. Vuol dire che faremo anche questa. Mi raccomando, ascolti un'altra cosa, ma questo PVC lo vogliamo levare dalle fiere o no? Guardi, neanche qua. Zorro, l'eroe galante innamorato. È pessimo. Ascolti, gli do un consiglio, lei che comunque è un amico del popolo, perché lo so, si faccia una chiacchierata con Flavio Briatore, perché Flavio Briatore potrebbe dare anche delle idee, ha dei gusti buoni. Io mi vorrei fare una chiacchierata con tutti i sardi, basterebbe semplicemente che cambiassero mentalità per il fare e non sempre dire no, dobbiamo cominciare a dire sì. Non c'è bisogno di Briatore per dirci cosa dobbiamo fare in casa nostra. Ma qualche idea buona potrebbe darla, comunque... Tutti possono dare idee buone, però partiamo a far valere le nostre, da sardi. Se sei arrogante sei fuori, se sei un cretino sei fuori, se fai troppa teoria sei fuori. Viva la libertà e viva